Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione flash del mattino per quanto riguarda infofriulitv.net. Siamo anche in attesa di linkare sui nostri social la diretta da Trieste per quanto riguarda i nuovi provvedimenti presi dalla Regione Friuli Venezia Giulia con intervento diretto del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Al momento non è ancora pronto il collegamento da Trieste, comunque a minuti ci sarà l'intervento del Presidente insieme agli assessori. Apriamo subito però con la cronaca, andiamo a San Giorgio di Nogaro, un arresto per droga. I finanzieri del comando provinciale di Udine hanno arrestato un ragazzo di 22 anni responsabile di aver gestito nella propria abitazione un vero e proprio bazar della droga. Nel corso dell'intervento le Fiamme Gialle hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 di marijuana, 12,5 grammi di hashish, semi e polline di marijuana, Kiev, nonché alcune boccette comprese di metadone e farmaci. L'attività è condotta dai colleghi della Compagnia di San Giorgio, con l'ausilio delle unità cinofile. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti operanti nel confronto di diversi giovani assuntori residenti nella Bassa Friulana. Da qui, attraverso un capillare attento controllo del territorio, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la filiera della droga, individuando il comune fornitore. L'arrestato forniva ai clienti, mediante l'utilizzo di un contenitore legato a una corda, che veniva calato, pensate, dalla finestra dell'abitazione per raccogliere il pagamento in denaro e al contempo consegnare la merce. Dopo l'arresto, il 22enne è stato tradotto al carcere di Udine. Ulteriori accertamenti in corso sotto la direzione della Procura della Repubblica di Udine. Un albanese, su cui pendeva un mandato di divieto di reingresso in Italia, è stato arrestato e successivamente espulso. È successo nella giornata di ieri durante un normale controllo da parte dei carabinieri di Opicina. I militari l'hanno rintracciato a bordo di un'auto condotta da un romeno appena entrata in Italia dal vicino valico di Fernetti. I due hanno inventato scuse banali per eludere il controllo e ripartire. La banca dati però ha svelato la vera identità dell'albanese, che aveva nel frattempo contratto matrimonio in patria assumendo il cognome della consorte. Una volta certi della sua identità, i militari di Opicina lo hanno dichiarato in arresto per reingresso illegale in Italia. È stato giudicato con rito direttissimo e nuovamente espulso. Nessun guaio invece per il romeno. Tentato furto invece questa mattina all'edicola di Cussignaco, è stata la stessa proprietaria a notare l'effrazione al momento dell'apertura dell'esercizio. La donna ha chiamato subito attraverso il numero unico d'emergenza 112 carabinieri, che sono giunti sul posto con una pattuglia del Norm. Secondo i primi accertamenti, i malviventi non sono riusciti a rubare nulla. Le indagini dei carabinieri hanno evidenziato soltanto danni materiali alla serranda. Paura nella notte per un incendio che ha interessato un garage di uno stabile in via del Carso a Gorizia. Le fiamme si sono pensate divorate 2 auto e un motociclo all'interno. Nessuna persona però è rimasta ferita. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale isontino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il garage, il tutto terminato poco prima dell'alba. Accertamenti in corso da parte degli agenti della questura sul posto con la volante di servizio per le indagini di legge. E con questo è tutto, vi ringraziamo per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento nel pomeriggio per Info Friuli TV edizione giorno e a tra pochi minuti per quanto riguarda l'intervento in diretta da parte del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga con le ultimissime novità in merito ai nuovi DPCM tra zone arancione e arancione rosso.
Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.